adesso c'è molto che si fa se metti dentro un elefante al frigorifero. Si riers la porta e tu lo sborti dentro. La maestra domanda a Pierut: Pierut, sono mammiferi senza denti al mondo? E lui: sicuro, signore maestre. E non è. Pierut gli domanda a Somari: Mamme, hast tu mai veduto un elefante con i songuli spitturati di ros mimetizzarsi in un chiam di freulis? E la Mari risponde: no. Ah, bene, allora si è mimetizzato proprio te bene. Se vorresti al di fa un indovin per conoscere signori il passato, il presente e il futuro? Semplice, studiamo i verbs. Un madracut al Valle di Somari preoccupate al domande: Mame, ma no, sono serpenti velenosi? E Somari risponde: no, perché? Perché mi sono appena morduto la lingua. Indovina, indovinel. Febbraio anda 2. Avril anda 1. Mai non dà nessuna. C'è robeise. Ascoltai bene. Febbraio anda 2. Avril anda 1. Mai non dà nessuna. C'è robeise. La lettera R. Beh, vi sono indovinato. Bravo. Pierut al va dal ghelatare e domande: scusi, signor, hai il gelato di coce? Il ghelatare risponde: no, Pierut, mi dispiace, non lo hai. Pierut al torna là di dopo, al fa la stessa domanda, ma c'è successo. Al torna la terza al fa la stessa domanda: scusi, signor, hai il gelato di coce? E il gelatare: sì, Pierut, lo hai fatti queste per te. Hai al cerciato, troppo triscalè. Indovina, indovinel. O soi taronde e dure, non soi ne verdure, dal color dal caffè. 1, 2, 3. Soi siera dentro un riccio, ma no per un matec. Dall'autunno o soi regine e il mio non a lei. Bravo! Chiastine! La maestra e domande a Luca: Luca, dissimi il nome di un rettile. E Luca al risponde: un cobre. Bravo! E come? Dissimi il nome di un altro rettile. Un altro cobre. Un signor al va in un albier che al domande: scusi, mi potete dare una chiamare con un lieto nevore robusto? E loro rispondono: sicuro, ma perché lui è così sec? No, perché il mio siu è un nevore pesante. Pierut al domande ai mestre: signore mestre, puoi là fasisin? E la maestra gli risponde no. Dopo 5 minuti Pierut al torna a domandare: signore mestre, puoi là al bagno? E la maestra torna a rispondere di no, che non è anche more. Dopo 5 minuti la maestra interroga Pierut e gli dice: Pierut, ninin, dissimi, tu la isali là di Curnin? E Pierut sicuro: signore mestre, il là di Curnin, è sotto del mio banco. La Mari si inrabbia con Sofì. Non tu vas ben a scuola, tu pensi sempre e dome a giocare di ballon. E il frutto: no, non è vero, mamme. Sì, è vero. E tutti meriti su una punizione. E lui: di prima o di seconda? Sapevo c'è che hanno in comune una formiche e una televisione? Li santenis, beh. Una frutta e tu che te porti di una indovine e la signora dice: Quisal,
E la frutta e pensa, orpo, tachin ben, Une mame tutte preoccupate che Sofia al corè di so di un sglavin e sberle. Ven dentri, cal pluf! E Frut tranquill gli risponde, non sta preoccupati mame, al pluf anche di fur. Indovina indovinel. A somen pioris cal saltin fur dome quan cal pluf. Ma no han lis chattis. Qui sono i noi. Indovina indovinel. Quant fasi a un insetto? Woof, 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 woof. Quan cale da a studiare une lingue nuove. C'ero paese, grande come un pudiese, ma no pese e no puce. Semplice, l'ombre di un pudiese. Qual is al che l'insetto cal salte pluia dal di un arbol? Nessun, gli arbui no saltin. Mame, mi puoi studare 5 euro per un puaret cal sberle come un mat? Sigur, Pierut, ma c'è disial? Fritulis, cicimbelis, caramelis. La maestra ivose a Pierut. Pierut, no, tu puoi dormire in classe. E lui dut sustat. Oh, crot, signore maestre, fevele così a voce alte che io non arrivi neanche a indormidimi. Un frutto al chiate Barbe Nadale e i domande. Barbe Nadal, ma perché dopo tanti anni passi tu anche mo pal chiamin? E lui, perché dopo tanti anni anche mo non le sta nessun che mi vedi lasciar l'is class so dal nete pis. Pinocchio al chiate per cas Barbe Nadal, il signor con la barbe lunghe, i domande al buratin. Pinocchio, ti sono piaciuti il mio regalo, il mio animalut che ti hai regalato? E Pinocchio gli risponde, no, ma se io ti avevi domandato un chian. No, i chian sai ieri infiniti. Hai capito, ma tu potevi regalarmi un ghiaccio? No, anche i ghiacci ieri infiniti. Già regalas dolce. Sì, hai capito, ma con tutti gli animali che vivono in questo mondo, hai visto di regalarmi proprio un castor? Indovine, indovinel. Perché non si muove al mai un pipin di neve? Perché ha sempre i pis glaciati. Indovina, indovinel. Perché non vadi al mai a dormire in tagliet il pipin di neve? Perché se no si dismuove in une pozze di aghe. C'è fasie une mostie par 7 dis in tune zuccheriere? La settimane blanche. Dottor, un chian mi ha morduto un dedo. Orpo, e lo hai al disinfettato? No, non è arrivato, alle schiampato via dal momento. La maestra e domande a Pierut. Pierut, tros voi vino no? Pierut al pense, al conte dentro di sé e al dis. 4, signore maestre. Ma c'è di stu Pierut? Sicuro. Doi voi io, doi voi je, a fasi in 4. La maestra e domande a Luche. Luche, vuoi ti faccio una domanda di geografia? Disimi, is al più lungo il flum Tiliment o il flum Stele? E Luche al risponde subito, il flum Tiliment, maestre. Bravo. E come disimi, di troppo is al più lungo il flum Tiliment? Allora... di 3 lettaris. Josef ha letto al bosco a Cirifons.
botte sclop, al sinto une vosute che domande iutori. Lui si volte e al viot un guriut cal steve inne anzi in tune pocce di aghe. Ti prei, iudimi e ti fasarai un regal bielo no. Lui si gira al chiappe il guriut in man e lo salve. E lui dice gracis un evore che tu mi hai salvato. Allora, stam che ti hai vedut che tu ieri da ora ciri un fong, vecca un biel fong per te. Di che tacchi comparis un fong alt 3 metris cal pese 90 kilos. Sei tu content? Gli disse il guriut. Ma quel lo torna a buttare dentro i teaghe. E lui, puaret, gli risponde, ma scusa, ma c'è sesto? E Josef gli risponde, chiar guriut, se tu vuelis che ti torni a salvare, tu has di fammi compari anche une biele cariole per trasportare il boccognon di fong. Pierut al domande a suo pari, papà, mi daressi tu se ho capace di in matematiche? E lui risponde, Pierut, ti daresti 10 euros. Oh, benon, allora prepara già 3 euros, che ho chiappato 3. La maestra domanda a Pierut, Pierut, perché hai tu scritto la tabellina dal sis tan picciul? E lui, perché così gli errori si vedono di manco. Sapevo qual è il colm per un ghial e une ghialine? Ve li speni se non essi buoni di scrivi. Sandri al domande a Sosur. Quando può sta 3 dinosauri so de stesse ombrene senza bagnarsi? E Sosur risponde, quando che non pluv. Pierut al torna a chiesa di scuola e al dice a suo pari, papà, io sono stato un evore d'ogni dal dis in sciences. Oh, bravo, has tu chiappato un nuovo? No, alla chiappato di Mark, che l'è sentato ogni di me. Mark e Luca sono compagni di scuola e Mark aiuta il suo amico in tai compiti di matematica. Ascolta Luca, se io ti do 2 kunings plus 2 kunings, 3 kunings has tu? E che l'altri 5? No, ti hai detto, facciamo un esempio, se io ti do 2 ghias plus 2 ghias, 3 ghias has tu? E Luca 4. Beh no, allora se io ti do 2 kunings plus 2 kunings, 3 kunings has tu? Sempre 5, perché a chiesa è un dai già uno. Un toc di formati si chiale tal spieli al dis. Non so i gran informe. La mamma di Pierut manda Sofì a comprare il latte. Pierut al va dal casare al domande, scusi, per piacere che mi dedi 1 chilo di latte, gracis. No, Pierut, ma il latte non si misura in chilo. Corpo, scusi, ben, allora, mi dedi 1 metro. Poi di mattina ho chiatato sulla tavola un krafen, 2 brioche, un panin con la marmelade, un toast e intanto che ho viaggiavi la bocca per mangiare queste gulizioni al che c'è, e io sono della svearine. Gioan al disse a Pierut, sai tu, la musica è formata di 7 notis. E Pierut, orpo, allora il mio diario è un ver pentagramma. 3 musicisti affevelen dai loro concerti e il primo al dice, io ho suonato in te orchestre de filarmoniche di Vienna il prim dall'anno. E il secondo, e io
o hai suonato alla Scala di Milano e l'ultimo cumbraure. E io invece ho hai suonato per di Sainz al Conservatorio di Roma. Peccato che nessuno mi ha mai tirato giù della porta. Una ghiaina va lì dal veterinario, intanto che spiete la sua volte e fa su nuovo. Quando il veterinario gli è fur per clamare al domande, ma qui è arrivato prima tra altri due? Un pulce al domande a un altro pulce. Se sto a casa domandi sere? E lui risponde, sì, perché? Ah, beh no, ho petti un salto lì di te. Indovine, indovinel. O stoi per zore dai cuvierzi, ma non sono un uccello. O soi blanche, ma non soi farine di flor. Qui so io. Semplice, la neve. Pierut, tut contenta al torne a chiesa di scuola, e la Mari domanda, ma Pierut, avevo ricevuto la pagliele? E lui ha risposto, sì, mamme, e mi hanno anche detto che qui vosco hai ricevuto, può dare anche l'allenatore. Ah, e risposto Mari, sì, parda bon, e quali saressero i voti? Allora, 4, 1, 2, 1, 2. E ieri sera, e Pierut alle da ora ciri al quartiere. Un suo amico domanda, ma Pierut, c'è sesto da ora ciri? E Pierut, o so da ora a ciri le classi de macchine dal tempo. Ben, i due amici attacchino a cirilis insieme, ma non chiati in nue. A un certo punto il suo amico domanda, ma Pierut, sei tu sicuro di averli perduti a chi? E lui, no, li sai perduti là io insomma. Ma casot, e gli la luce dal lampione e mi va miglior di cirilis. Se tu ti vuoi bene, allora di che tu sei una persona brave e buone. Se tu ti danno una mano, allora di che tu tal meretis. Se tu ti vengono incontri, sta attento, tu sei ste corsie falade. Un pilota ha di chiappatiere con l'avion dopo un viaggio lungo di Soris. La torre di controlli domanda, comunica la vostra posizione e la vostra altezza. E il pilota sono sentato e io sono alto 1,70 m. Dottor, ogni volta che beffi la pargulizio, mi do il volo di manciampe. E il dottor, ma hai provato forse tagliava il cucchiarin? Una di Pierut al vali dal scalettir e i domande, scusi, può darsi ove un uv di cioccolate per pasche? E il scalettir dice, sì, sicuro, ma lo vuoi tu grande o piccolo? E che l'altro risponde, Medi, lui o manco il gran come il suo chiaf, ma con alc dentro. Sulla confezione dall'uv di Pasqua è scritto di consumalo dentro dal mese di lui. Ho già fattura alla Santo Cut per di dopo io. Indovina indovinel. Intanto mi clamin, ma quando arrivi, duci a schiampi. Qui so io. La ploe. Indovina indovinel. O hai il quel, ma no il chiaf. Qui so io. La bottiglia. Indovina indovinel. Se tu mi dà saghe di bevi, amor. Qui so io. Il fuoco. Un fin di settimane, Pierut al va con la sua famiglia a fare una gita in te salps dal Trentin per polsà. Intanto che al chiamine per un troi, al chiate un cartello con scritto
Attenzione, qui neve perenne. E Pierutal pensa, orpo, che la neve è come in Friul, anche per Furlan, neve e tacche perenne. Giovanotti domanda ai nonne, nonne, ma anche il nonno è al stat frutin. E la nonna con muse di ridi risponde, sicuro. Ah, ma non lo chiolevino via con tutte che barbe? Pierutal domanda a Somari, mame, ma il limon hai il bec? E Somari risponde, no. Orpo, allora hai struccato il canarin. La mamma gli dice a Pierut, supo Pierut, muoviti a finire di mangiare i cereali. A son le 7:50 e tu has di essi a scuola a svot. E Pierut, non sta preoccupati mamme, sulla confezione è scritto che si può consumare dentro dall'anno 2025. Indovine, indovinel. O soi tra la erbe e il fossale. O hai il fucking tor, ma non mi fa mal. Qui so io. La lusigna. La maestra domanda al frutto. Pierut, dimmi il nome di un rettile. E Pierut al risponde, un serpente. Bravo Pierut. E come disimi il nome di un altro rettile? E Pierut, un altro serpente. Un signor va a torpa al paese con un crocodilo. Un figlio lo ferma e dice, ma che lo porti tal zoo? E il signor al risponde, sì, o sin già stas, come ho in alcine. Mamma di Martina e va in te gabbie dal pampagal per dai di mangiare, ma le chiate weide. Martina, ma tu la isali il pampagal? E Martina risponde, non sai, ma vuoi sentut che il ghiata al fevelave? Una maestra domanda a una classe prima elementare. Quisal di altri scalzadimi 3 noms di bestis che hanno il pelo. Un frutto all'alce la mano e al dice, allora, il chian, il gat e il tren. La maestra maravigliata gli dice, ma perché il tren? E lui risponde, perché mio pare mi dice sempre che lo chiappe per un pel. Tutti gli animali de foreste sono a una riunione. Anche una chiavre e una vacche sono stati invitati, ma prima di arrivare hanno di attraversare un fiume pieno di crocodili. C'è molto fasino? Saltino? No. Svolino? No. Nessuno pure. A puoi là tranquilli perché i crocodili sono già alle riunioni. Qual è la differenza tra una zebra e un centpis? Semplice! 96 chattis. Due amici fanno un giro al mare con una biele barche. Un dai due al domanda di che l'altro, ma c'è persone ok? Squai? Skei? Un signor ha due piscinis, una plena e una weide. Un signor maravigliato domanda, ma calzosi, ma perché hai al due piscinis, una plena e una weide? E che l'altra risponde, semplice, per due che ospiti che non sono buoni di nadare o che hanno pure de aghe.